cercheremo di ridurre al massimo. Si è svolta ieri, 25 novembre 2015, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un'iniziativa organizzata dall'associazione Alda Merini Liberamente Donna di Raffadali. Malgrado la serata rigida, tante persone hanno partecipato all'iniziativa, durante la quale si è proceduto alla scopertura di una targa commemorativa in marmo alla memoria di tutte le donne vittime di violenza, realizzata con il contributo delle socie dell'associazione e donata alla città. Emozione, riflessione e consapevolezza, ma anche grande gioia nel donare a Raffadali un tangibile contributo. Si è quindi proceduto alla scopertura della targa. L'arciprete di Raffadali, Don Giuseppe Livatino, dopo un breve rito religioso, ha posto l'accento sul dilagare della violenza e di quanto questo fenomeno sia presente nell'ambito familiare. E va creata, ha dichiarato Don Livatino, una nuova consapevolezza verso il ruolo delle donne. L'iniziativa si è svolta in Piazza Europa ed è iniziata con l'intervento musicale del giovane Domenico Galvano, che ha intitolato Le note del silenzio. La presidente Ester Vedova, nell'esporre le motivazioni dell'iniziativa, ha sottolineato come donare una targa in memoria di tutte le donne vittime di violenza sia un monito forte, un invito a non tacere per dire no a ogni forma di violenza, educare all'amore, all'accettazione della diversità e ai sentimenti veri e sani. Poi l'intervento dell'assessore Luigi Costanza, che con lucida testimonianza ha percorso le motivazioni che hanno portato alla celebrazione della giornata internazionale. Costanza ha inoltre ribadito l'importanza dell'informazione per scongiurare ogni forma di arretramento e degrado sociale e culturale dal quale la violenza, ed in particolare la violenza sulle donne, è un sintomo. Ed ancora la testimonianza di Giovanna Ferro, madre di Antonella, vittima di femminicidio nel marzo 2000. Un intervento toccante, seguito da un appello accorato a non tacere e a ribadire una maggiore severità per chi si macchia di questi orrendi crimini. La manifestazione è stata conclusa da un flash mob organizzato dalle docenti degli istituti comprensivi di Raffadali, Galileo Garibaldi e Manzoni.